Si è insediata a Venezia la consulta per l'autonomia, all'interno della quale i rappresentanti di 34 tra enti locali, categorie economiche e produttive, sindacati e università porteranno il loro contributo al disegno di legge che costituirà la base per la trattativa col governo. Fuori di dubbio che la consulta ha dei rappresentanti di docenti universitari di standing internazionale e penso che loro ci aiuteranno a dare ancora più, loro ci aiuteranno a dare legalità e senso a quello che noi proponiamo, in maniera tale che il confronto sia un confronto ad altri livelli. Se andare a trattare significa darsi pacchi sulle spalle, noi non firmeremo mai ovviamente l'intesa. Il 9 novembre il Veneto non sarà presente quando a Roma si insedierà al tavolo delle trattative. Attenderemo l'iter del disegno di legge presentato in Consiglio, spiega il governatore Luca Zaia. Lombardia ed Emilia-Romagna vanno al tavolo con una mozione, per cui sarebbero bastati 10 minuti, ma noi portiamo come contributo al lavoro di 5 anni. Perciò ci presenteremo con un contratto già scritto. Siamo positivi, non cerchiamo la rissa, non è assolutamente vero che vogliamo non trattare e porteremo a prova il nostro contratto per la trattativa, fra l'altro forti di un comitato scientifico di assoluto livello. Qualunque contributo al tavolo sarà bene accetto, assicura Zaia, con una sola eccezione. Di proposte al ribasso non vogliamo nemmeno sentire parlare. Della perplessità di chi vuole procedere col freno a mano tirato non sappiamo che farcene. Trovo strano che dei veneti si pongano il problema di chiedere di meno. Sono talmente perplessi che non si chiedono per quale motivo il Trentino Alto Adige ha 9 decimi delle tasse e addirittura la Sicilia ha 10 decimi delle tasse. Vuol dire che non esce neanche uno spillo dalla Sicilia.